Il CAV ha sede presso l'oratorio di Dongonella e chi ha bisogno è sempre disponibile per l'accoglienza. Ecco, chi vuole venire al CAV che tipo di assistenza trova? Tutto il tipo di assistenza, noi siamo a 360 gradi perché noi facciamo dei progetti che ci autofinanziamo e che la Fondazione ci aiuta a finanziare. Abbiamo un contratto con il Banco Alimentare per cui forniamo anche derrate alimentari, vestitini, tutto a 360 gradi, qualunque problema la donna in difficoltà abbia, noi ci siamo. Anche difficoltà economiche, diciamolo. Io soprattutto ha fatto bene Daniela a dirlo, perché noi siamo legati con la Fondazione Vitanova del Movimento e quando noi abbiamo una donna da assistere chiediamo una sovvenzione economica che chiamiamo progetto Gemma, e con il progetto Gemma elargiamo dei soldi che vanno a beneficio di questa C'è forte richiesta? Allora sì, c'è forte richiesta, però non come gli anni precedenti, perché adesso il CAV Centro Aiuto alla Vita ne sente la mancanza di queste donne. Le donne purtroppo non si rivolgono più neanche ai centri di aiuto alla vita, quindi non richiedono neanche un aiuto. Gli aborti paradossalmente sono anche questi diminuiti notevolmente, e allora ci si chiede dove sono questi bambini che a livello nazionale non ci sono più le nascite. Purtroppo c'è la pillola cosiddetta del giorno dopo, un fai da te pericolosissimo, appunto come mi suggerisce qui il nostro volontario, pericolosissimo, perché il fai da te non porta mai da nessuna parte. Una vita non può essere barattata con una pillola così presa a caso da una ragazzina, ma noi siamo lì proprio per aiutare, per consigliare questi ragazzi. Abbiamo anche un numero telefonico a livello nazionale, SOS Vita H24, dove a livello nazionale, ma soprattutto in maniera privata, qualsiasi ragazza, qualsiasi ragazzo si può rivolgere nell'anonimato, e dove verranno seguiti, consigliati, educati da degli specialisti e fare comunque una scelta quindi migliore. È chiaro che in questi casi le famiglie sono le ultime a sapere di queste notizie, ma la vita non è mai un fardello inopportuno, la vita è bella, la vita va vissuta e va sempre accettata.